Oggi prepareremo le cotture con l'uovo. 9 kg di farina, 4 di semola e 5 integrale, 150 di sale e un 5 litri, 5 e mezzo di acqua tiepida. E le uova, cosa principale, le uova. Non resta che preparare queste cotture con le uova. Iniziamo con la separazione del lievito. Questa è acqua fredda. Facciamo sciogliere il lievito. Ed ora tanta forza, tanta energia. Eh sì. Stamattina sono state lavate con una spugna imbevuta di acqua, sale, sotto il rubinetto con l'acqua aperta, a uno, e poi vengono asciugati perché giustamente essendo che dobbiamo mettere nella pasta, poi la pasta si... Quindi a crudo le uova? Sì, a crudo. Allora, signora Pina, stiamo preparando le nostre cotture di pane. Sì. Assembliamo. Abbiamo preparato a 3. In genere si fanno a 1 per i bambini, a 3 per i bambini più grandicelli, a 5 poi per chiunque, a 7, a 9, non lo so perché li hanno fatti sempre così in maniera dispari. Li copriamo con un lenzuolo per farli lievitare. Li abbiamo coricati. Sì, accendere il forno. La pulitura del forno, togliamo se ci sono resti di carbonella, altrimenti poi si attacca al pane e quindi lo dobbiamo rendere il più pulito possibile. Siamo pronti. Togliamo le coperte, le lenzuola e siamo pronti per infornare. Adesso inforniamo le cotture con le uova. Queste dobbiamo stare attenti perché le uova si possono spostare. Qua dobbiamo stare molto attenti. Sono trascorsi circa un'ora, manca qualche minuto e già la possiamo uscire. Questo, vedi, purtroppo succede quando le uova sono fresche. Dopo la cottura questo è il risultato che potete vedere.